Ciao raga, bentornati nel canale. Oggi è sabato 28 maggio, siamo in partenza per Panchia, altra prova della Sud Tirol Cup, nonché campionato regionale trentino. Speriamo che questo campionato regionale vada meglio di quello veneto, perché l'ultima volta non è andata proprio bene. E niente dai, dovrebbe essere una bella gara, l'ho fatta l'anno scorso e era divertente. Purtroppo hanno messo un po' di pioggia, però prendiamo quello che viene, insomma, ecco. Adesso partiamo e ci vediamo là. A dopo. Ragazzuoli, siamo arrivati a Panchia, come vedete là ci sono i camper, però c'è stata un cambio di programma, nel senso che quasi quasi, siccome c'è la penultima tappa del giro che passa per Moena, che è qui vicino a 15 km, abbiamo pensato di andare in camper fino a Moena, poi da là parto in bici, tornando indietro mi faccio quei 15 km insomma, e poi mi infilo dentro al percorso e faccio la prova percorso solita, insomma, quindi tutto ritardato di un po' e vediamo se riusciamo a vedere la penultima tappa al Giro di Nibali. Ragazzi, allora, prima era in dubbio, adesso è sicuro, siamo a Moena per vedere il giro, ci siamo spostati di 15 km. Mi vesto già da bici perché dopo vedo il passaggio della corsa, insomma, e poi torno a Panchia in bici. Adesso mi finisco di preparare, che tra 20 minuti dovrebbero essere qui, quindi meglio che non perdo altro tempo perché sennò mi frego da solo. Ci vediamo dopo. E poi raga, posso dirvi che tappato così sembro anche uno di loro, magari mi mimetizzo, mi infilo in mezzo in mountain bike, sto un po' in gruppo così mi tirano fino a Canazei, sicuro. Andiamo dai. Che figata, è tutto rosa. Formula prima. Che roba, ma guarda. Ale, op, 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 op. Ale, vince, ale. Anche per quest'anno abbiamo visto il Giro d'Italia. Adesso io sono tornato in bici, come avevo detto, ho fatto i 40 di media perché ho trovato un sacco di gruppetti e roba che mi ha aiutato ad arrivare prima. Ho fatto 20 minuti, quindi giusto perfetto riscaldamento. Adesso arrivano col camper perché siamo andati in là col camper, come avete visto prima, e mangio qualcosina e mi prendo la GoPro e facciamo la prova percorso, dai, che sennò viene tardi. Ormai sono le 4:20, quindi cerchiamo di fare questa prova percorso e poi un po' di gambe alte, che oggi non fa male. La temperatura comunque devo dire si sta bene, fa caldo, spero che rinfreschi. Domani hanno messo pioggia, quindi vediamo, magari rinfresca, ma speriamo non faccia troppo fango perché qui so che tra radici e pietre non è molto simpatica la storia. Siamo a metà della prima salita, qua adesso c'è a destra, se mi ricordo bene, uno strappo un po' vigliacco. Sì, eccolo. Olè. Si va subito con la lingua in mezzo ai raggi. Qua forse è meglio tagliare.
Porco due qua, non avevo visto che bisognava scendere. Ho provato solo la prima parte, che è parecchio differente dall'anno scorso. Questo è il secondo giro, ma non ci sto capendo molto, è tanto troppo stretto e quindi superare sarà quasi impossibile. E anche veramente ci sono dei punti dove c'è proprio il burrone o a destra o a sinistra, quindi bisogna stare belli su con le orecchie. Qui si va dritti, tipo anche qui uno che perde l'equilibrio va giù a sinistra, un po' pericolosetto. E questa invece è la discesa, andiamo, la prima discesa. Questa è carina, sempre sullo strapiombo, però bella, tutta è figa. E se non si può dire metto il bip. Qui c'è il tornantino, tirare sul telescopico perché qua c'è la terza parte della scalata all'inferno. Qui esatto, discesa stretta, un po' tecnica, però il fondo tiene bene oggi. Domani, come vi dicevo, hanno messo pioggia. Oh, comunque come si fa a guidare sta bici oggi, ragazzi? Va da Dio! Non sempre mi capita, anzi quasi mai. Quando provo un percorso che conosco va subito bene tutto. Quando provo percorsi nuovi, in genere mi devo un attimo prendere e non capisco assolutamente niente. Qui destra, single track. E invece qui la bici va veramente bene subito. Probabilmente ho azzeccato la pressione delle gomme. Essendo un percorso comunque così tecnico, sono sull'1,1 davanti e 1,2 dietro. Là. Ma Dio. Qua forse si stava a destra, era meglio. Dopo l'ultima salita qui di ghiaia c'è la discesa, che dovrebbe essere sì l'ultima. Oi, troppo agile. Ricordarmi qua no telescopico e tirar giù qualche dente. Qua giù telescopico perché questa me la ricordo. Anche qua, op, destra. E qui è ultima curva. Ragazzuoli, sono nel viale della partenza. Questo sarà il giro, la partenza del giro. Allora, percorso bello, super ambiente. Sono un po' pensieroso per quelle contropendenze lì e quei sentieri stretti. Non è impegnativa dal punto di vista tecnico, non troppo. Ho fatto gare ben peggiori e più tecniche. Sì, sono un po' preoccupato per quel discorso lì che i sentieri sono molto stretti, quindi margine di errore prossimo allo zero. Anche in salita, se uno sbariona un attimo è un po'... boh, non lo so, speriamo vada tutto bene. Non solo per me, ovviamente, sto parlando per tutti. Vediamo, domani 5 giri
E niente, dai, adesso vado in camper, faccio un po' di gambe alte, adesso tra poco ci spariamo un goccio di birra, montiamo un video. Ciao! Montiamo un po' il video così e adesso buono, ci vediamo dopo. Raga, non è proprio un buon giorno, sta piovendo da tutta la notte, ma insomma ci apriamo quel che viene. Ragazzi, ho fatto colazione, ora il tempo sembra che si stia un po' aprendo, però continua a piovere e le previsioni hanno messo che continuerà anche per tutta la gara. Adesso mi cambio, che è già quasi ora di fare il riscaldamento, ecco, quindi noi ci vediamo dopo. Arriva via!